Oggi consigliere passate alla sua linea sulle regioni a statuto speciale. Formigoni sta dalla sua parte. È una grande soddisfazione. Oggi, guarda, io ero anche emozionato prima perché sentire tutti che dicono sì, è giusto, avanti con l'azione critica, ma nello stesso tempo anche un modello da ispirare che è quello del Friuli. E portiamo avanti tutte queste rivendicazioni, decidiamo e denunciamo tutte le regioni del nord queste discriminazioni e questi privilegi. Dico che oltre ad essere sulla strada giusta c'è anche una forza, una massa, sono 22 milioni di abitanti che premono su questo, insomma non è più un unico gruppo, un'unica regione, due province che si lamentano. Ecco, questa secondo me è una pietra miliare per il futuro. Noi dovremmo anche con queste azioni consegnare ai nostri figli un futuro migliore, una maggiore equità. Il fatto che non debbano andare in Trentino o a Bolzano o a Val d'Aosta per realizzare le loro aziende con un 30-40% di contributo, ma possono rimanere nel Veneto. Quindi sia l'autonomia, no ai privilegi. Sia autonomia, no ai privilegi, modello Friuli.